Ultimo match di un 2019 da favola per le campionesse italiane e iridate dell'Imoco Volley, che ricevono di fronte al tutto esaurito del Palaverde la seconda in classifica Unet E-Work Busto Arsizio. Una sfida al vertice che ci si aspettava più equilibrata, ma la Imoco Volley, in versione schiacciasassi, gioca una partita praticamente perfetta e domina l'incontro in lungo e in largo, come dimostrano gli impietosi parziali finali. 25-13, 25-12 e 25-15 per la gioia dei 5.344 del Palaverde. Già dal primo set le Pantere fanno vedere quello che sarà il fil rouge della serata: grande pressione al servizio, con Egonu e Sorokaite in grande spolvero, muro sempre presente e Busto Arsizio che fatica ad orchestrare il gioco d'attacco ed ha grandi problemi in ricezione. Qualche blitz di Karstalov, ex di turno, non basta. Kimil colpisce e poi Voloz si diverte e con una ricezione sopra l'80% smarca le sue tante colubrine per il 25-13 finale. Nel secondo set un po' di equilibrio fino al 7-6 con Love ed Herboz che ci provano per la Unet, ma Paola Egonu sale in cattedra, 6 punti e 65% d'attacco nel set e abbatte ogni resistenza delle ospite a suon di schiacciate e battute vincenti. Anche Indre Sorokaite mette il turbo e colpisce con continuità, sarà lei l'MVP del match per la chiusura fino al 25-12. Chi si aspettava la reazione del terzo set da parte delle Bustocche resta deluso. Una serie di bordate impressionanti di Sorokaite in battuta all'inizio dal 7-0 all'Imoco che mette subito le cose in chiaro. L'Unet non trova le risorse per reagire nonostante i cambi di coach Lavarini e la formazione campione d'Italia si aggiudica il match con un nettissimo 3-0 grazie al 25-15 finale. È la 21esima vittoria in 22 gare stagionali per l'Imoco Volley che chiude così il girone d'andata in testa alla classifica di Serie A.